tutti gli intervenuti. Non so se, ecco, benissimo, ci stanno dando la voce. Io mi chiamo Giovanni Vecchio, probabilmente molti di voi mi conoscono direttamente o indirettamente, altri no, ma poca rilevanza, perché questa è una serata particolare di poesia, è dedicata al nostro carissimo Alessio Patti, nella giornata del suo genetriaco, si dice così, no? Quindi l'11 di gennaio, diciamo pure del 59, no? Così i dati sono precisi, sono esatti. Autore di un romanzo, come voi sapete, Piccolo Sacramento, scrittore, drammaturgo e poeta che esprime nelle sue opere con genuinità la cultura del popolo e la sua lingua poetica nella lingua poetica siciliana. Le sue liriche che stasera saranno presentate sono contenute nei volumi La Meterra de Vincia e Magaria, che sono considerate dalla critica un esempio altissimo di divulgazione culturale. Le sue poesie sono appassionanti e drammatiche, di esse egli cura anche la versione recitata in video, rivelando grande maestria grafica, ma soprattutto riuscendo a scavare con l'ausilio della sua voce flebile ed evocativa i vari meandri della vita e dell'anima. Quindi poesia vera, poesia che ci parla interiormente, che ci interroga e nello stesso tempo pone di fronte a noi le questioni essenziali del vivere, dell'esistenza. È un momento importante quello dell'incontro con la poesia, ma è importante anche l'incontro con la nostra lingua siciliana, che lui salvaguarda in maniera molto scrupolosa, cercando di tirar fuori da essa tutte le potenzialità possibili per esprimere tutti i risvolti dei sentimenti umani della vita, ma senza trascurare anche nello stesso tempo i contesti sociali di vita in cui l'uomo svolge la sua esistenza. E allora questa sera mi corre l'obbligo tanto di salutare il primo, ed è un onore speciale, Alessio Patti, e formulargli gli auguri di buon compleanno. E nello stesso tempo salutiamo anche gli ospiti, il dottor Santino Mirabella, il dottor Enzo Faraone e i relatori, il dottor Pasquale Emmio, Benedetto Giuseppe Rucca. E c'è un ringraziamento da rivolgere anche ai nostri bravissimi attori che stasera sono presenti, che reciteranno le poesie, le leggeranno, ecco, queste liriche da par loro. E abbiamo qui gli attori Carola Colonna, Franco Leontini, Franco Cannata, Carmela Trovato, nonché la bravissima cantante Laura Leontini. C'è un ringraziamento pure, c'è una nota qui a cui tiene particolarmente anche Alessio, e una nota riguarda il saluto per Salvo Caramagno, che ha offerto le immagini delle copertine dei libri. Un applauso anche per lui. E poi un ricordo particolare, affettuosissimo, a Mario Bertozzi, dal cielo per noi presenti. Il mio compito questa sera, contrariamente agli altri momenti in cui io presento dei libri, faccio relazioni, conduco, eccetera, eccetera, è semplicemente quello di coordinare, quindi di moderare, si dice, ecco. Talvolta è necessario animare, ma stasera credo che basti dire coordinare. E abbiamo qui presente la presidente dell'Associazione Culturale La Biblioteca d'Oro, a cui si deve l'iniziativa della presentazione di questi due libri di poesia, ed è la dottoressa Santina Russo, alla quale io cedo volentieri il microfono. Buonasera a tutti, io intanto ringrazio tutti voi per essere qui presenti, vi auguro una buona serata, soprattutto una serata
ricca di sentimento, ricca di emozione. Vi presento innanzitutto, vi parlo un po' della Biblioteca d'Oro, vi spiego un po' che cos'è, perché noi oggi siamo qui a presentare con molto onore i libri di Alessio Patti. La Biblioteca d'Oro è un'associazione culturale costituita 2 anni fa ormai da diversi poeti, scrittori giovani che hanno a cuore il bene e lo sviluppo della cultura siciliana e italiana. La cultura purtroppo è spesso bistrattata, è spesso calpestata, oserei dire, dai media, dalla televisione, dai giornali, dalla politica, un po' da tutti. Quindi è necessario che chi tiene veramente alla cultura scenda in campo personalmente per cercare di diffonderla il più possibile, per cercare di mandare avanti quella che è una cultura vera, autentica, che nasce e si sviluppa dal cuore, che si diffonde in maniera quasi spontanea, come appunto questa sera la poesia di Alessio Patti, che nasce in maniera spontanea nel suo cuore e che altrettanto spontaneamente si diffonde al pubblico. Noi portiamo avanti questo progetto appunto di diffusione della cultura, cercando di promuovere autori e opere soprattutto emergenti, cercando di dare voce a quelle opere che magari rimarrebbero a volte chiuse in un cassetto o negli scaffali delle librerie, quindi cercando di veramente aiutare ad emergere quello che di buono c'è forse in ognuno di noi, perché la poesia si nasconde nel cuore di ognuno di noi, basta tirarla fuori. Detto questo, ci abbiamo presentato Alessio in maniera abbastanza completa, come ha fatto il professore, e vorrei aggiungere che Alessio non ha bisogno di presentazioni. Lui spesso dice che non vuole essere presentato dai titoli, dalle esperienze culturali che ha vissuto, dai libri che ha scritto, ma presenta prima la sua poesia, come lui la chiama, la terra di Sintra, e poi viene l'autore e mette in primo piano quindi quello che è la sua anima, quello che sono i suoi sentimenti, quello che è la sua arte, che è soprattutto arte che ama la terra, la sua terra, la Sicilia, che ama la sua popolazione, quindi noi tutti siciliani, e poi l'autore. Infatti è proprio così che io ho conosciuto Alessio, ho conosciuto prima le sue poesie e poi ho conosciuto l'autore, e devo dire che è il modo migliore per entrare in contatto con l'arte vera e propria, conoscere prima l'arte e poi in secondo momento conoscere la persona che l'ha prodotta. Detto questo, io vorrei presentarvi i 2 relatori che relazioneranno appunto sulle 2 opere di Alessio Patti che stasera presenteremo, e sono Benedetto Russo e Pasquale Ermio. Benedetto Russo è laureando in lettere moderne presso l'Università di Catania, appassionato di letteratura e di poesia sin dalla più tenera età, e inizia a scrivere poesie già all'età di 9 anni. E con il tempo affina le sue innate predisposizioni artistiche, approfondendo gli studi letterari e umanistici. Ha pubblicato un romanzo, Aurore di Speranza, ispirato da sentimenti umanitari e filantropici e ambientato in un contesto ai limiti della civilizzazione. È stato vincitore in diversi premi letterari. Con la poesia Anelito si è classificato al primo posto al premio Ciro Coppola di Ischia, e con il racconto L'altra Cleopatra ha vinto al premio Nino Savarese a Enna nel 2005. In ambito universitario recentemente si è occupato di poesia al femminile nel Medioevo romanzo, e i suoi interessi sono tuttora rivolti alle letterature romanze medievali. Vi presento anche Pasquale Ermio e poi passerò a loro la parola per... Pasquale Ermio è medico veterinario, nato a Nicastro, ma residente a Messina. Anche lui scrive in versi fin dalla più giovane età, è l'autore di 2 raccolte di poesie che si intitolano 20 in versi e Come Eracle e Iolao, entrambi pubblicati dalla casa editrice Chimeric. Le sue pubblicazioni hanno ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali in concorsi letterari per opere edite di poesia. In particolare 20 in versi è risultata l'opera vincitrice al concorso letterario Giuseppe Marco Calvino 2011 a Trapani per la sezione poesia edita, mentre Come Eracle e Iolao ha conseguito il 3° posto al premio nazionale Leandro Polverini di Anzio, in provincia di Roma.
Lodevole il suo impegno umanitario, infatti con il ricamato delle sue pubblicazioni cerca di sostenere l'azione umanitaria e solidale di associazioni come UNICEF e l'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Grazie alla dottoressa Sandina Russo che ci ha introdotto in maniera puntuale sulla serata e ha presentato adeguatamente i due illustri relatori. Semplicemente un'annotazione, cioè questa serata non è fatta solo di letture di poesie, perché avremo anche le videopoesie, quelle che sono state realizzate con questi speciali video dallo stesso Alessio Patti, e ci sarà anche qualche poesia che viene associata al canto. Ecco che abbiamo una bravissima cantante, come dicevamo poco fa, che è Laura Leontini. Quindi c'è un po' di tutto, la poesia recitata dagli attori, le videopoesie di Alessio e la poesia cantata con Laura. Bene, e allora passeremo subito, direi, la parola alla relazione, perché qui c'era scritto di presentare l'attrice Carola Colonna, così, vero? O no? Presentiamo? Benissimo, la presentiamo perché poi deve leggere l'introduzione, o no? Io vorrei fare un saluto. Bene, come no? Certo. Allora, pensavo che si mettesse subito dopo, però il saluto di Alessio è importante. Ma che lo fai senza microfono? No? C'ho questo. C'hai quello? Oh, qui autonomo. Benissimo. E allora, buonasera, benvenuti amici a questo evento poetico promosso dall'Associazione Culturale La Biblioteca d'Oro, che ringrazio nella persona del Presidente, la dottoressa Sandina Russo, per aver accettato la proposta di presentare i miei libri di poesia in lingua poetica siciliana qui a Catania, nella mia città natale, in questa splendida metropoli che ha ispirato nei secoli molteplici artisti. Ringrazio di cuore gli amici dottor Pasquale Ermio e Giuseppe Benedetto Russo, il professor Giovanni Vecchio, gli attori Carola Colonna, Carmela Trovato, Franco Leontini, Franco Cannata e infine Laura Leontini, che stasera canterà due mie poesie su musica del maestro Gino Anselmi, delle quali una dedicata proprio a Catania. Un abbraccio di profonda gratitudine va al maestro pittore Salvo Caramagno per la gentile concessione delle immagini di copertina di alcune sue splendide opere presenti nei miei libri. Infine un ringraziamento particolare, il mio affetto e la mia stima all'avvocato Enzo Faraone, prefattore del libro La mia terra di Vintra, grazie, al dottor Santino Mirabella e al dottor Enrico Pappalardo, ai quali mi legano una sincera amicizia e una collaborazione artistica e sociale. Un abbraccio a tutti voi, grazie e buon ascolto. Si passa alle relazioni, comincia lui. Grazie. Pur se viviamo in tempi in cui la corsa verso il nuovo, di qualunque natura esso sia, verso il mondo globalizzato accessibile dalla rete, sembra sottrarre tempo ed energie alla valorizzazione delle nostre radici, il cui significato forse è ritenuto non essenziale o persino nocivo alla valorizzazione della nostra terra e dei sentimenti che ad essa sono legati, non è raro oggi fortunatamente imbattersi in tentativi artistici di rivalutazione e di orgogliosa e appassionata riscoperta della bellezza della nostra Sicilia. Una bellezza che si declina in odori, sapori, volti, relazioni, passioni che rimandano appunto alle nostre radici ed inducono con la forza del vissuto e del ricordo ad amarle di più. La forma d'arte che forse è più impiegata per esprimere questo attaccamento alla nostra terra, ai giorni nostri, un attaccamento che sembrerebbe oggi provocatorio, dal momento che i circoli comunicativi non valorizzano adeguatamente le specificità regionali e locali. La forma d'arte, dicevo, che più ci permette di valorizzare la nostra terra è proprio la poesia. Eppure, tanta poesia sulla Sicilia e sui sentimenti che ci congiungono alla nostra terra, il rischio appunto che essa corre è quello dell'oleografia, dell'abbondanza dei luoghi comuni, dei quadretti idillici più o meno prevedibili, della riproposta di una saggezza popolare che non sempre coinvolge e accattiva il pubblico moderno.
La poesia di Alessio, invece, pur essendo intrisa di sicilianità nelle immagini, nella musicalità, nella visione del mondo e dei sentimenti, persino nella scelta linguistica, è lontanissima dal rischio della convenzionalità, in quanto la Sicilia che traspare come sfondo o scenario dai suoi testi è diversa da quella in cui vive ognuno di noi, è soltanto la sua. Il titolo appropriatissimo della raccolta La mia terra di Dintra esprime la forte componente soggettiva che trasfigura ogni dettaglio della realtà personalizzandolo e rendendolo insolito proprio perché ricreato dall'io del poeta. Una passionalità, quella di Alessio, potente nell'aggredire e nel fare nuove le cose e le persone in cui si imbatte, le quali nella sua poesia acquistano una bellezza non propria, ma che è piuttosto il riflesso della forza immaginativa e sentimentale di chi, contemplando il mondo, lo rifonde nella fucina dello spirito. La sensibilità di Alessio appare spiccata in termini sensoriali, spirituali, civili, culturali e sociali. Le poesie della mia terra di Dintra, infatti, toccano temi svariati, dall'amore per la donna ai fremiti della fanciullezza, della giovinezza, i temi sociali, l'amarezza e l'indignazione di fronte alle storture del mondo. Vi è la riflessione sul potere della parola, sul rapporto con Dio, sulla sapienza, ma tutto è sempre filtrato dall'immaginazione e dalla creazione interiore, con il rischio di sperimentare un conflitto tra realtà e desiderio, tra terra di dentro e miserie del mondo esterno, e tra una passione vorace interiore e le angustie che la realtà invece impone a chi contiene e coltiva dentro di sé una tanto intensa quanto struggente vitalità. Una vitalità struggente in quanto il dolore è proprio una delle componenti fondamentali di queste poesie e le rende assai vibranti e coinvolgenti. Un dolore personalissimo ma capace di catturare l'attenzione per le sottili riflessioni intorno ad esso intrecciate. Riflessioni che sottraggono questo dolore all'eccesso, al patetico, al sentimentalismo. La grandezza di Alessio sta anche nella profondità argomentativa e in un'articolazione del discorso estrosa e raffinata. Vi troviamo esclamazioni, invocazioni, accostamenti tra realtà apparentemente distanti come il cosmo e la vita quotidiana. Vi troviamo un potere conoscitivo e critico di una razionalità alimentata da un passionale attaccamento alla vita. I nessi logici sono sempre rigorosi, ora espliciti, ora sottintesi, ma mai banali o deboli. Per essere brevi, la bellezza di questi testi non è che il riflesso della intensità, della passionalità, della partecipazione totale per cui l'autore ha vissuto e vive ogni suo giorno, anche nei momenti più difficili. Grazie. Ringraziamo Benedetto Giuseppe Russo perché veramente in maniera molto incisiva è riuscito a dire quello che volevamo sentire, proprio almeno quelli che già abbiamo letto, le poesie di Alessio Patti. Ha centrato pienamente, quindi complimenti per questo breve momento introduttivo sul piano critico, perché è utilissimo per tutti noi. Segue subito l'intervento del poeta Pasquale Elmio, io gli passo subito il microfono e poi cominceremo la parte, diciamo, della recitazione. Buonasera, ringrazio un po' tutti e soprattutto Alessio. Cercherò di essere breve. Non è semplice presentare la poetica di Alessio perché è ricca di contenuti, perché oltre a dover essere letta deve essere interpretata come tutte le poesie e soprattutto deve essere meditata. Comunque ho un po' estratto dei punti salienti e cercherò di sintetizzare al massimo. L'usenso di la vita è qualche cosa che sfugge alla ricerca di l'arma e che manco lucero palesa. Sembra che il senso della vita non si debba mai trovare, scoprire, sapere. Però il compito del poeta e dell'uomo, in questo caso di Alessio, è quello proprio di cercare, infatti la parola chiave è ricerca, di cercare il senso della vita, forse lo scopo della vita, della nostra vita.
La magaria è sostanza dell'anima, dei sensi, dei sentimenti tumultuosi e dinamici, che rapisce e permette l'intrusione nelle meraviglie. Con purezza di origine, Alessio Patti è cultore che semina, coltiva e raccoglie, col fare l'abilità del contadino e del giardiniere. Nella consapevolezza di una morte futura certa, che non è molto presente nel libro, però è presente, e che il tempo non si può fermare, l'anima vive la vita nei suoi elementi essenziali. L'amore in primis, amore ardimentoso, tenero, dolce, verso la compagna, il creato, la musa, la poesia, l'arte, la lingua dei padri, la propria terra e verso se stesso. Nella carnalità e nella spiritualità, con sapienza e meditazione filosofica, Dio è onnipresente in purezza, come un bambino che sogna dentro di me, scrive l'autore. L'anima ha la possibilità di sconfitta e per opposto di vittoria interiore sono espresse attraverso zampilli di incontaminata bellezza, che si traducono in versi da offrire al mondo. L'intromissione nella intimità dei sentimenti più profondi è richiesta, invocata, perché l'anima non è statica, ma ha necessità di incontro, di flussi migratori, di scambio e di supporti. Anche il semplice ascolto diventa utile aiuto. La figura della donna viene sublimata anche come fonte e sostegno di vita, di amore, amore che le può dare soltanto l'uomo vero, scrive, che ha bisogno di sentirsi parte integrante di una singola unità fatta di due metà. L'amore è il sentimento di cui l'uomo si nutre, che più ci avvicina ad un essere superiore, come fanciullo e angelo irrequieto. Il senso divino si coglie tra gli elementi naturali ed è tutto presente nelle dolci parole arroventate. Dio comulamo. La sofferenza, il patire, porta verso un'apparente chiusura, che invece svela la forza poetica, la fisicità dell'anima che prende corpo e diventa forte, riconoscendo amica la voce dell'amata. Anche il dottor Ermio, poeta, è davvero entrato nel vivo di quello che è lo spirito informatore di questa poesia, di queste liriche di Alessio Patti, e ricercano il senso della vita, proprio ragione, c'è tutta l'essenza di quello che è il vissuto esistenziale dell'uomo. L'amore e anche questo rapporto con Dio in una religiosità tutta interiore, che mi ricorda molto bene una risposta che diede Galileo Galilei quando i padri inquisitori, preoccupati della sua nuova visione del mondo e dell'universo, gli chiesero se dava del voi allora, no? E voi, Galileo, dove mettete Dio nel vostro sistema? La risposta di Galileo: dentro di noi, dove è sempre stato. Adesso è il momento proprio di presentare la nostra attrice Carola Colonna, che è un'attrice di teatro che ha un'esperienza straordinaria, bellissima, sia di attrice sia di regista nell'ambito teatrale, e che da qualche tempo ci onora della sua collaborazione proprio per questi eventi culturali. La sua voce intensa e ben modulata questa sera si cimenterà con la lingua siciliana, con la lingua siciliana. Questa è un po' un'altra prova a cui lei si sottopone, ma lo fa volentieri, lo fa anche per amore, per disponibilità piena rispetto alla cultura, perché lei è una donna veramente di cultura, è un insegnante e questo la gratifica molto. Allo stesso tempo però è anche un'attrice che cerca di entrare nel pieno
del messaggio che ciascun autore rappresenta. E allora inseriamo il sottofondo musicale, credo, e già abbiamo il bravissimo collaboratore. Mi preme dire una cosa subito. No, già il sottofondo è partito. Va bene, non ha importanza. Dicevo perché poco fa Alessio Patti ha salutato il dottore Enrico Pappalardo. E dice, ma chi è il dottore Enrico Pappalardo? Perché per me è ovvio che è il sindaco del comune di Santa Venerina. Voi avete visto che, eccolo lì, un applauso. Perché lo ha citato non solo perché è un suo amico, perché è una persona che stimiamo tutti, ma anche perché il comune di Santa Venerina, assieme alla provincia regionale di Catania, ha dato ufficialmente, con un atto formale, cioè il patrocinio alle pubblicazioni di Alessio Patti, La terra di Lincia, Magaria, ma anche Vicolo Sacramento. Voi trovate addirittura l'estratto delle delibere inserito nella prima parte dei testi. Quindi grazie anche al comune di Santa Venerina che ha riconosciuto il valore di questo progetto. Adesso sì, possiamo partire con il sottofondo musicale. Poca gente conosce la terra di Lincia perché distratte della terra di fora. È un fatto naturale, visto che avevamo videnno. È la maturità che poi ne fa scoprire un'aucia vardata, assai più profonda, è capace di penetrare lo giardino dell'arma, la meraviglia che abita Lincia di Nuauce. Questa palesa l'arma non scopre lo mondo di Lincia, ma tutto l'universo, ogni forma di vita e di conoscenza. Da così, un solo assaggio dell'arma fa assaggiare tutto lo creato. La sola speranza di luce fa spirluciare l'intero universo. Questa palesa l'arma non ha bisogno d'attesi, rinasce subito. Adesso chiamiamo in causa direttamente Alessio Patti, che declamerà la prima poesia, Ascolta Israele. Sottolineo, ne approfitto per... Ecco lì, mi danno di nuovo la voce. È necessario sottolineare come in questo momento storico, che vede ancora opposti Israele e Palestina, sia di grande attualità la poesia che apre la serata. Introduce il tema della poesia e il tecnico al PC proietta sullo schermo un'immagine che forse state già vedendo. Perfetto. Allora ascoltiamo dallo stesso Alessio, Ascolta Israele. Portasti la pace sopra Nuauce, ma non bastano parole e canto, perché casa dell'uomo è Dio, paradiso di Dio è l'uomo. Ascolta, Israele, mai più avversi, mai più invasori, mai più armi e combattimenti, ma frati. Ascolta, Israele, non senti dei tuoi piccineggi l'affliccioso canto? Non senti tra i tuoi nemici delle garzonegge e lo lamento? Non senti dici lo saziante lamento di Dio? Ascolta, Israele, addiventa pane spartuto, addiventa pace,
e non solo parola. È venuto Shalom, 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 Aleichem. Ascolta, Israele, ecco lo tuo canto, e ora dalle labbra di Dio. Invitiamo di nuovo l'attrice Carola Colonna a proseguire la sua lettura. Inseriamo il sottofondo musicale ancora una volta. La mia terra di Dingia. C'è cui mi disse, Gnorno vide in cielo celeste, nuvole bianche, un prato dorato e papaline rosse. E se fai qualche cosa per costruirle, se ti ingegni per coltivarle, se l'abbiniri e le concimi, se tieni limpio sto cielo, se lassi che lo sole per te d'oro le spighi, li vidi. Sì, li vedo, se dove lasciate fare, lasciatemi fare. Sono un artista e saccio come curare la mia terra di Dingia. Saccio zocco hai a fare. Piglio le colori più capri, appoggio una scala da come cielo e comincio a pettare in opera che sape guardarmi mentre la talio. Bianche nuvole creo, do cielo celeste, di sole sperluciate spighe d'oro e rossi papalini, come sangue che corre in talo cuore dello campo, e pitto, chisso con le mie sole mani, una stizza ancora bianco, da lume celeste cielo, e già te vedo terra mia, sì, lasciatemi fare, sono un artista. Conosco la mia terra di Dingia, i miei colori, lume cielo e lume sole. Lasciatemi fare. È una terra che ti mi ha acciata la vita. Che intensità, veramente. Qui il testo riceve il merito che è intrinseco nelle parole, perché è letto veramente con grande passione e con grande professionalità. Adesso introduciamo il primo video poesia di Alessio Patti, Tu esisti, parola mia, e invitiamo il tecnico a dare inizio all'esecuzione del video. Lay down your head and I'll sing you a lullaby back to the years of Lulilai Lane, and I'll sing you to sleep, and I'll sing you tomorrow, bless you with love for the road that you go. Ancora chiudi cielo, acqua e terra, tu esisti, parola mia. Di lottatori vagliardo, da dibatti per vincere lo silenzio minazzoso e le spinose sentenze umane che affamano l'arma.
ancora più, di fuoco, aria, vento. Tu esisti, parola mia. Di prosopopia non te ne conto, né tallati facci allo pericolo per chi fernicii di spirito. Vide giornare soli e calare notti, e come scarpettuzzo un tagli fogli anchi di preghiera e poesia. E non si solo un alliffiatore, ma lo più faceso per canto e la più sibillina magaria. Ora un applauso non solo per la poesia, ma anche per la realizzazione nel suo insieme. Avete visto quale arte è quella di Alessio. Lui è bravissimo anche nel presentarci la videopoesia, non solo con la sua voce evocatrice, ma anche con le immagini e anche, diciamo così, con la musica che è scelta con particolare cura, perché c'è una sintonia perfetta. Potrebbe essere anche un elemento di disturbo, invece la musica accresce ulteriormente il valore del messaggio. E allora torniamo a Carola Colonna, proseguiamo con la lettura. Di un iunce la mia poesia. Tant'anni sono passate che due giorni quando ancora amico, poco più che un giornetto, ammagarato dello profondo, scriveva appassionato nell'umediario le primi nighi versi di poesia. Ora, dopo 43 anni di scrittura, niente è cambiato. Resto ancora a doiarzonetto de tanno, per cantato della bellezza dei versi, delle semplici ciure che spampina la mia poesia e che crescono aurosi nella mia terra d'incia, nell'arma. Tante mi domandano di unde unge la mia poesia, ovvero a quale per canto è allazzata. Non c'è nudo incantissimo e la risposta è semplice. Mentre penso di scrivere i versi di poesia, angiasatta, scaglie di memoria vengono sborregate della profondità dell'arma e nonostante l'inciale mia tutto incicato, rai di luce nescono d'ogni cerca di l'intimità per mavarare l'opera mia. Io le coglio uno ad uno con delicatezza, lasciando che sia la mano di Dio a dare luce al lume scuro e a fare crescere sentimenti e verità. Compuro che lo foglio è pigliato di vecchiania e le verse di delirio insemola fanno fainte, panzina nell'opera mia, che non è sgravata. Dopo stattimi d'eternità, l'arma si richiude, lo sbrellio si ritira dalla giacca e la memoria s'allattuma fino a scomparire. Il poeta si rivela, ci parla di sé.